E allora andiamo anche alla presentazione della partita della Roma in Conference League con Cristiano Piccinelli. Trovati da Cristiano Piccinelli per questa partita tra Zoria Luhansk e Roma, seconda gara del girone per la formazione di José Mourinho, reduce dalla sconfitta pesante nel derby, pesante per la classifica, per l'orgoglio della formazione giallorossa, che però vuole ritrovare il sorriso in questa coppa, che ha già visto il successo alla prima gara della formazione capitolina. Il posto adesso Kumbulla per la Roma, largo a destra dove c'è Carles Perez, ancora all'indietro per il portiere della formazione giallorossa, ovvero Rui Patricio, che allarga a sinistra dove c'è pronto a ricevere il pallone Calafiori, corto sulla stessa corsia per El Shaarawy nella metacampo della Roma, pressione difensiva sul portatore avversario da parte dei giocatori di casa. Il pallone è sulla destra adesso dove c'è Carles Perez che avvicina a sé Cristante, vicino al cerchio di centrocampo, ancora Brian Cristante, corto per Darboe, il filtrante in verticale per il tentativo di El Shaarawy che supera il portiere della formazione ucraina e deposita in rete il vantaggio della Roma al 7° minuto. Stefan El Shaarawy, bravissimo però Darboe a pescarlo tra le linee, passaggio in verticale che ha sorpreso la retroguardia ucraina, e poi sull'uscita del portiere della formazione dello Zoria El Shaarawy lo ha superato e ha depositato docilmente in rete, seconda rete in 2 gare per El Shaarawy in questa Conference League, vantaggio della Roma, assist di Darboe, gol di El Shaarawy. Zoria 0, Roma 1, Napoli. Di nuovo Conference League, Zoria-Roma. 22esimo, Zoria 0, Roma 1, in avanti la Roma con El Shaarawy, l'autore del gol che sta decidendo l'incontro da sinistra, prova ad accentrarsi il faraone, la conclusione a giro, la parata da parte di Mazzapura sul tentativo di El Shaarawy, ancora una volta pericolosissima la Roma con il suo numero 92, con una conclusione a giro pregevole per esecuzione, in tuffo si è disteso, ha deviato allungando il pallone sull'esterno il portiere della formazione ucraina. Zoria-Roma. Con un nuovo tentativo da parte di El Shaarawy, parato ancora una volta da Mazzapura, sempre 1-0 per la Roma sulla Zoria. Attenzione, c'è la conclusione tentata dalla destra di Shomurodov, in opposizione ancora il portiere ucraino che devia all'interno dell'area di rigore, un po' sulla destra l'attaccante uzbeko, imbeccato da Pellegrini, è andato alla conclusione immediata con l'interno del piede cercando di angolare, con la caviglia ha parato Mazzapura in uscita bassa, cercare ovviamente di schermare il più possibile lo specchio della porta, ci è riuscito perché la Roma è sempre in vantaggio per 1-0, non è arrivato il raddoppio, dicevamo tentativo anche di El Shaarawy poco fa, Pellegrini dalla bagneria direttamente in porta, pallone che sorvola la traversa creando qualche brivido a Mazzapura e a tutti i sostenitori dello Zoria, che evidentemente stanno soffrendo perché la squadra di Skripnik è in difficoltà ogni qualvolta la Roma accelera sulle sapienti giocate di Lorenzo Pellegrini ma anche di Darboe. Ottimo l'esordio stagionale almeno finora per il giocatore gambiano che, insomma, lo ricorderete, se ne è parlato molto al momento del suo esordio ormai nel campionato scorso per la sua per il modo in cui è arrivato in Italia, per essere stato ovviamente anche negli SPRAR, nei centri ovviamente per i rifugiati, e poi la sua avventura calcistica che l'ha portato a calcare i campi della Serie A e adesso anche della Conference League. Zoria-Roma. Siamo al 21esimo, Roma sempre avanti per 1-0 sul campo dello Zoria, Roma pericolosissima poco fa con Abraham che ha colpito un palo su invito di El Shaarawy, è arrivato al limite dell'area piccola e ha scagliato in porta il pallone, intanto in mezzo alla rete di Smalling, la calcio d'angolo, Lorenzo Pellegrini ha messo sul primo palo, Torre all'interno dell'area piccola con il portiere e la retroguardia dello Zoria un po' in ambasce, ha schiacciato il pallone senza nemmeno saltare Chris Smalling per il raddoppio della Roma e festeggiano circa 50 tifosi presenti in Ucraina. Trasferta molto molto complicata per arrivare in Ucraina per i sostenitori giallorossi, ma è arrivata la soddisfazione della seconda rete, la rete di Chris Smalling sul primo palo, ha prolungato il pallone Cristante, l'ha messo sul secondo e lì era appostato
Chris Smalling che ha fatto valere anche i centimetri rispetto a Gromov, che era lì in copertura sul secondo palo, e ha schiacciato il pallone per la seconda rete della Roma. Dicevamo della Roma che poco fa aveva colpito il palo con Abraham, subentrato a Shomurodov nel corso di questa ripresa, e poi è arrivato finalmente, perché insomma le azioni ci sono state, le occasioni ci sono state, il raddoppio della Roma. Siamo al 67esimo della gara, Roma saldamente al comando, Zoria 0, Roma 2, raddoppio poco fa di Chris Smalling. Diego Armando Maradona. Ancora Spartak e Mosca. sono 3, scusa Fortuna, arriva al terzo gol della Roma, Abraham. Zoria 0, Roma 3 al minuto 23 della ripresa, un retropassaggio errato della retroguardia dell'Ucraina, si è ritrovato il pallone praticamente all'altezza del dischetto Abraham, tu per tu con il portiere, nessun problema per l'inglese. 3-0 Roma sul campo dello Zoria. Te. Grazie Cristiano Piccinelli, tra poco torneremo da lui per il racconto del gol, del terzo gol della Roma, Zoria Roma. Che impatto sul match di Abraham, che poco fa ha firmato il 3-0 della Roma sul campo dello Zoria. L'azione è nata da un'altra idea di Pellegrini, che è andato a cercare Zaniolo, in copertura c'era Favorov che ha sporcato il pallone di Pellegrini, ma di fatto questo pallone è diventato un assist per Abraham, che all'altezza del dischetto del rigore di primo acchito ha colpito in maniera imparabile per Mazzapura, un palo e una rete in praticamente 10 minuti scarsi di presenza sul campo per l'attaccante inglese. Di fatto chiusa la pratica a 20 minuti dalla fine, perché insomma dello Zoria si è visto poco nel corso di tutta la partita, figuriamoci con questo passivo. Siamo all'83esimo esatto, poco fa Zoria pericoloso con un calcio di punizione da destra di Zaedi, che ha sorvolato di poco la porta difesa da Rui Patricio, che poi si è preso un cartellino giallo per perdita di tempo, ma è stata la prima vera occasione annotabile a favore dello Zoria. Il pallone in avanti. Daniele, il finale tra Zoria e Roma. Roma batte la formazione ucraina per 3-0, il Shaarawy nel primo tempo, poi nella ripresa sono arrivati i gol di Smalling e di Abraham.